E del trevigiano Alessio Milan, il cadavere scoperto ieri mattina nelle acque a largo di Grignano all'altezza di una boa che delimita la riserva marina protetta di Miramare. Il corpo, segnalato alle 7:30, è stato recuperato e identificato grazie al pronto intervento di una motovedetta dei Vigili del Fuoco coadiuvata dagli uomini della Capitaneria di Porto. Le prime indagini affidate alla polizia non hanno però ancora permesso di chiarire esattamente le cause della morte. Non è stato riscontrato alcun segno di violenza e pare che il decesso risalga solo ad alcune ore prima del rinvenimento in mare. La polizia locale ha trovato l'auto di Alessio Milan all'altezza del bivio lungo Viale Miramare sulla costiera triestina. All'interno dell'Alfa Romeo Mito di colore nero sono state trovate e poi repertate dalla squadra mobile di Trieste sostanze stupefacenti e farmaci, a quanto filtra tranquillanti. Considerando tutto il quadro dei fatti, il pubblico ministero Federica Riolino ha disposto autopsia e test tossicologici per chiarire la dinamica della morte ed escludere l'intervento di terzi. La scomparsa del trentenne non era stata denunciata e al momento non sono stati trovati elementi chiari che facciano ricondurre la tragedia a un gesto volontario, nessun biglietto né messaggi a familiari o amici. Resta quindi il mistero su quanto accaduto. Verranno scandagliati anche i dati dello smartphone rinvenuto dalle forze di polizia.